Buonasera e ben ritrovati qui al palazzetto di Montebello per questa nona giornata di Coppa Italia che vede di fronte il Montebello contro il Valdagno. Le squadre stanno per raggiungere il rettangolo di gioco. Io mi appresto a leggervi le due formazioni che portano in campo i rispettivi allenatori. Per il Montebello con il numero 7 il capitano Bolla Simone, con il numero 96 Castelli Andrea, 45 Del Sale Alessandro, il portiere il numero 1 la casacca indossata da Gardellin Mirko, il 77 Isel Simone, con il 19 Cinquini Ernest, con il 17 il portiere Nardi Michael, con il numero 12 Gonzato Alessandro, Rossi Riccardo indossa la casacca 44 e Tudela Gabriel con il 58. In panchina per il Montebello Mister Oviedo e Mister Randon Gianni. Dall'altra parte il Valdagno scende in pista con il numero 3 Busato Alessio, il 15 il portiere Checchetto Giulio, con il numero 7 Cocco Mattia, il numero 11 Crosara Pietro, con il numero 25 il portiere Cunegatti Giovanni, 8 di qui Giovanni Luca, con il numero 4 Nizzero Marco, con il numero 12 Refosco Alessandro, il numero 9 Vallortigara Niccolò, il numero 6 Bau Giacomo. In panchina Mister Rigo Dario. Intanto, come vedete di fronte a voi, le due formazioni schierate: in casacca blu alla vostra destra, in casacca bianco-rossa il Montebello, in casacca bianco-rossa come detto. Intanto c'è l'annuncio dei giocatori da parte dello speaker di pista. Il match verrà arbitrato dal signor Pigato Edoardo. In questo fine settimana per la Serie A2 il Trissino ha giocato ieri sera contro il Seregno, portando a casa il risultato per 1-0. Oggi pomeriggio questa è l'unica sfida per questa nona giornata di Coppa Italia. Ecco il fischio del signor Pigato, tutto pronto per i saluti di rito di inizio partita e tra qualche secondo il fischio di inizio.
Intanto si compone il quintetto di gioco già in pista per il Valdagno, quasi pronto anche il Montebello. Per il Valdagno in pista il capitano e anche portiere, il numero 15 Checchetto Giulio, con il numero 3 Busato Alessio, Cocco Mattia, il numero 7, il numero 11 Crosara Pietro e il numero 12 Refosco Alessandro. Dall'altra parte il Montebello si schiera in pista con Nardi. Intanto c'è il fischio d'inizio, il capitano Bolla, Del Sale, Rossi e Tudela. Come detto, appena iniziato il fraseggio da parte dei giocatori del Valdagno. Lo scambio è tra Refosco, che prova a chiudere il passaggio con Crosara. Capiscono tutti i difensori del Montebello, chiudono il triangolo e adesso si riparte. È Bolla in possesso di pallina che prova a servire, anzi serve Tudela, riesce ad ottenere il tiro ma non impensierisce l'estremo difensore del Valdagno. Tiro da fuori, dal tre quarti di campo, fuori misura. Adesso la pallina caparbiamente viene tenuta dal nostro capitano, raddoppio di marcatura su di lui. Adesso il Valdagno che riparte con Cocco costretto a riguardarsi indietro, scambia con Busato, ancora Cocco, si chiude un po' la marcatura sui giocatori del Valdagno da parte del Montebello. Il pressing comincia a diventare un po' più alto, il Valdagno tiene ancora il possesso della pallina. Cocco, quindi Crosara, ancora Cocco in mezzo, non si chiude il tentativo di affondare. La pallina torna nella metà campo dei giocatori in casacca blu. Recupera la pallina Refosco, ancora il Valdagno, partenza non velocissima, la pallina in questo momento più in possesso dei giocatori del Valdagno. Dietro porta e costretti a tornare indietro, e adesso lo scambio tra Busato e Cocco, ancora Busato, intercetta Del Sale. Tudela caparbiamente prova a recuperare il possesso della pallina, ferma tutto il signor Pigato. Sì, Tudela era con una mano per terra, impercettibile la possibilità del tocco, e adesso i 45 secondi, si alzano le braccia del signor Pigato, recupera il Montebello con Tudela che prova a servire Bolla. Caparbiamente su di lui Cocco che riesce a sfilargli la pallina, torna sui suoi passi con il numero 44 Rossi alla lunga distanza, tira la pallina fuori dal rettangolo di gioco. Si ricomincia con una ripresa per il Valdagno. Si aspetta il fischio del signor Pigato, eccolo, la pallina su Busato. Indietro per Crosara, quindi Cocco, tiro potentissimo, non raggiunge lo specchio della porta, ma la pallina rimane sulla stecca dei giocatori del Valdagno. Adesso è Cocco che serve Crosara, ancora Cocco, quindi Busato che prova una triangolazione, capisce tutto Rossi, si guarda attorno, riparte lentamente, torna indietro alla volta di Bolla, quindi Del Sale indietro ancora per Rossi, il primo fallo di squadra commesso da
del Sale. Parte il Valdagno con Re Fosco, ex giocatore del Montebello per alcuni anni, adesso veste la maglia del Valdagno. Ancora Re Fosco, quindi Cocco dietro porta a cercare Crosara. Re Fosco, ben chiusa la difesa del Montebello in questa frazione di gioco. Il tiro di Re Fosco raggiunge e impegna per la prima vera parata della partita Nardi. Adesso il Montebello in possesso di palla che prova ad affondare in attacco, prova a fare tutto da solo Tudela. Su di lui il raddoppio di marcatura tra Cocco e Busato. La pallina ancora nella stecca dei giocatori in casacca biancorossa, ma ha la meglio Busato che parte in contropiede. Serve Re Fosco, ancora Busato, si propone e viene servito Cocco. Torna indietro mentre i giocatori del Montebello riprendono il possesso del propria metà campo, chiudendo gli spazi, e adesso è Bolla che prova ad impensierire l'affondo di Crosara. Falaseggio tra i giocatori del Valdagno e il tiro dalla lunga distanza che non trova lo specchio della porta. Riparte il Montebello, un passaggio poco felice che favorisce i giocatori del Valdagno. Un terzo prova ad affondare con il numero 11 il passaggio. Crosara non trova lo specchio della porta, ferma tutto il signor Pigato. Mentre c'è il primo cambio da parte dei giocatori di Mister Oviedo, entra in campo con il numero 19 Cinquini Ernest. Ha lasciato il terreno di gioco del Sale Alessandro. E intanto si riparte ancora con il Valdagno che gioca nella metà campo del Montebello. Busato torna indietro a servire Cocco, dall'altra parte per Crosara, quindi ancora Cocco che prova un passaggio filtrante a cercare ancora Crosara. La pallina finisce lontana dalla sua presa e il primo time out chiamato da Mister Rigo porta entrambe le formazioni vicino alla panchina per i suggerimenti dei propri mister. Una partita che non ha realmente ancora preso una vera e propria piega, un decollo vero e proprio, una partita quasi di studio da parte di entrambe le formazioni. Forse qualche occasione in più per il Valdagno, ma il nostro Nardi al momento non è stato davvero impegnato, eccetto un tiro nella quale si trova ben piazzato. Vediamo cosa succederà dopo i consigli dei mister. Si ritorna in pista tra 20 secondi con la pallina in ripartenza da parte del Valdagno nella metà campo del Montebello. Si riparte il fischio di Pigato, riparte il Valdagno, la pallina sulla stecca di Crosara, quindi Busato. Re Fosco, serve Crosara che tira una deviazione insidiosa da parte della difesa del Montebello che spiazza in qualche modo Nardi. La pallina però finisce fuori dallo specchio della porta e torna ancora sulla stecca di giocatori in casacca blu.
Giro a centrocampo, un passaggio sbagliato da parte di Busato che favorisce Rossi, che tutto solo prova ad affondare. Questa è la prima azione significativa del Montebello in contropiede. Ben piazzato Checchetto che si oppone al tiro di Rossi. Adesso la pallina torna sulla stecca dei giocatori del Montebello. Cinquini a cercare Tudela braccato da Cocco, giro dietro porta, incrocia indietro alla volta di Del Sale, tiro potentissimo, deviato intercettato da Checchetto, e adesso è il Valdagno che riparte con Cocco, si comincia a muovere e a una partita in offensiva da parte del Montebello. E adesso ritorna il Valdagno in incrocio a cercare Cocco, costretto comunque a tornare indietro. La volta è Refosco scende sulla fascia destra, torna indietro su Cocco dalla lunga distanza, tiro potentissimo, non inquadra lo specchio della porta, finisce ancora sulla stecca di Crosara che cerca il supporto del compagno di squadra, non riesce a trovarlo, è il Montebello che ne approfitta. Adesso è Tudela che prova a fare tutto da solo, qua torna indietro Rossi dalla lunga distanza, ben piazzato ancora Checchetto sulla respinta, recupera il Valdagno ed è Cocco che si occupa della ripartenza, si guarda indietro, colpisce l'arbitro e si riprende ancora con una battuta per il Valdagno. È Busato che cerca e trova dietro porta Crosara che gli restituisce il passaggio, quindi indietro ancora per Refosco, tiro dalla lunga distanza, ancora Nardi sulla respinta, i giocatori del Valdagno, adesso il passaggio, questa volta è il Valdagno, il numero 11, il Cocco che sbaglia il passaggio e ne prova ad approfittarne Tudela, ma finisce per favorire il numero 7 Cocco, e ancora Tudela tutto da solo, di fronte a lui Crosara. Intanto è rientrato in pista il capitano Bolla, ha lasciato il campo, il terreno di gioco, il numero 44 Rossi, recupera la pallina Cinquini, si guarda attorno, ancora un cambio, questa volta Iselle che entra in pista, Cinquini che prova ad infilarsi in mezzo alla difesa del Valdagno, gli sfugge la pallina, cade, non c'è fallo, e adesso è il Valdagno che si fa pericoloso, un tiro potentissimo da parte di Cocco, intercettato da Cinquini, recupera il neoentrato Iselle, ancora Cinquini che incrocia a cercare Bolla, la pallina viene deviata. Si riparte con intanto Iselle ha preso il posto di Tudela, mentre con il numero 96 è entrato in pista Castelli e ha lasciato il posto Cinquini. Si riparte con il Valdagno. Crosara prova a farsi spazio, riesce a trovarlo, tiro in porta, respinge Nardi. Iselle si infila in mezzo, non riesce a servire nessuno, costretto a tornare indietro, a cercare Del Sale. Lungo alla volta di Castelli, non riesce ad intercettare la pallina, e Cocco che questa volta serve Busato che prova a infilare in mezzo a servire Refosco, non ci riesce, ma nel recupero della pallina il possesso ritorna sul stecca dei giocatori del Valdagno, che stanno in qualche modo lasciando uno spazio
recupera ancora il Valdagno, la pallina è sulla stecca di Busata che prova a fare tutto da solo, non ci riesce, capisce tutto Del Sale, questa volta Del Sale che prova a infilarsi ma non riesce a concludere l'azione di gioco, e nella ripartenza Refosco non trova lo specchio della porta, passaggio o rientro non felicissimo per il Montebello, recupera il Valdagno con la pallina sulla stecca di Crosara. Due giocatori del Valdagno, una steccata da parte di Bolla, riesce a recuperare la pallina, a servire Castelli tutto solo, raddoppia il marcatore su di lui, l'aiuta Iselle, ancora Castelli, incrocia indietro a cercare Del Sale, quindi Bolla, si guarda attorno, Iselle, Bolla, un triangolo che si chiude ma capisce il tutto il numero 8 neoentrato di qui Giovanni al posto di Busato. Il fallo di squadra chiamato per i giocatori del Valdagno. 2 i falli di squadra in questo momento per il Montebello, 1 il fallo di squadra per il Valdagno. Ancora 13 minuti di gioco sul tabellone di questo primo tempo, nona giornata di Coppa Italia. Il risultato è ancora bloccato sullo 0-0. Il possesso della pallina leggermente a favore del Valdagno, che in realtà ha tenuto più la pallina, ma non ci sono state delle vere e proprie costruzioni o quantomeno finalizzazioni in porta. Si ritorna ancora con il giro da parte dei giocatori del Valdagno, un incrocio tra Refosco e Crosara, ancora loro, questa volta è il tiro potentissimo da parte di Refosco, Nardi ben piazzato, recupera la pallina, costruisce Castelli, quindi Del Sale a cercare Bolla, si guardano attorno i giocatori del Montebello a cercare degli spazi. Adesso il Valdagno che si richiude nella metà campo in modo da chiudere gli spazi. Iselle riesce a girarsi, un tiro che non trova lo specchio della porta, recupera con il numero 7 Cocco, questa volta è Cocco che serve, Crosara tutto solo davanti la porta di Nardi che non può far nulla. Rivediamo l'affondo. Ecco, come vedete si trova il numero 11, si trova tutto solo alle spalle dei giocatori del Montebello e riesce a scartare. Nardi per il primo gol di questo match, 1-0 per il Valdagno, quando ancora 11:44 minuti da giocare nel primo tempo. Ricordo il gol messo a segno dal numero 11 Crosara, Pietro. E adesso bisogna reagire. E Iselle che tiene il possesso della pallina, prova ad infilarsi sul lato, giro dietro porta, scivola insieme al numero 8 del Valdagno, si rialzano entrambi, riparte il Valdagno ancora con Di qui Giovanni che prova ad impensierire Nardi, respinge la pallina adesso sulla stecca di Bolla che tira un fendente potentissimo sul corpo di Checchetto. Adesso in questo momento è un batti e ribatti da una parte e dall'altra, e adesso è Iselle che prova a servire, il numero 7 Bolla non ne approfitta, un bel passaggio fuori misura il tiro di Bolla, e adesso il Valdagno che riprende, giro dietro porta di Crosara a servire Di qui Giovanni, capisce tutto Del Sale, Bolla, ancora Bolla, prova un passaggio filtrante, la pallina si innalza deviata dal giocatore del Valdagno, adesso è ancora Del Sale che prova un alza e schiaccia, ferma il gioco il signor Pigato per una ripartenza a 2. Come avete visto il replay del
tiro e quindi salvataggio da parte di Nardi e il successivo passaggio alla volta di Bolla che si trova sul palo destro dell'estremo difensore del Valdagno. E questa volta è un tiro di prima a favore del Montebello. Sulla pallina il neoentrato 44 Rossi, gli ha lasciato il posto Castelli, e in pista è anche tornato Gabriel Tudela, è uscito Isel per il Montebello. Tutto pronto per questo tiro di prima da parte di Rossi. Tiro potentissimo, capisce tutto e lo intercetta Checchetto. Recupera il Valdagno in ripartenza con il numero 12 Refosco. Passaggio in mezzo, mentre anche mister Rigo ha effettuato un ulteriore cambio. Adesso in pista c'è il numero 9 Vallortigara Nicolò. Ancora il Valdagno, scambio con Refosco. Si alza un po' il pressing da parte del Montebello. Adesso è Bolla proprio sul stecca di Vallortigara. Ancora Vallortigara, un tiro non potentissimo ma che raggiunge lo specchio della porta, deviato da Nardi. Ancora il Valdagno, centrocampo, scambio tra Refosco e Vallortigara. Di qui Giovanni alla volta di Refosco, un tiro, questa volta il tiro è potente da centrocampo, deviato sul 7 da parte di Nardi. La pallina finisce fuori, si riparte con una rimessa da parte del Valdagno. Intanto rivediamo il replay della punizione effettuata da Rossi. Tutto pronto, tiro diretto e con i gambali intercettato e deviato da parte di Checchetto, che sta facendo una buona prestazione in questa prima frazione di gioco. Ricordiamo il risultato, come potete vedere sul teleschermo, il risultato è di 1-0 per il Valdagno, ha portato a segno il Valdagno. Intanto il doppio passaggio tra i due giocatori del Montebello, Tudela e Cinquini, che non si chiude, non trova lo specchio della porta. Recupera ancora il Montebello, Bolla a cercare Tudela, fuori misura il passaggio, recupera il Valdagno con Refosco, quindi Vallortigara, Crosara, Refosco. Rallentano un po' l'azione di gioco i ragazzi di mister Rigo. Adesso il numero 9 Vallortigara, che non trova lo specchio della porta. Una buona occasione per il Valdagno di chiudere sul primo palo della porta difesa da Nardi. Non trova lo spunto. E adesso il passaggio da parte di Bolla a servire Tudela per un stop e tiro in mezzo, e questa volta Checchetto non può far nulla, raggiunge il pareggio il Montebello. Vediamo il replay, un guizzo da parte di Bolla sulla fascia, si fa vedere Tudela che stoppa e tira, non può far nulla questa volta l'estremo difensore del Valdagno. Quindi il risultato a 7 minuti e 51 secondi dalla fine di questo primo tempo. Tudela Gabriel ha portato il pareggio per il Montebello. E intanto, prima della ripresa del gioco, un ulteriore time out, questa volta chiamato da mister Oviedo,
chiama a raccolta i propri giocatori, mentre ci sono state alcune variazioni sul terreno di gioco. Per il Montebello è ritornato in pista il numero 96 Castelli, è uscito Bolla, l'autore dell'assist per Tudela. È rientrato in pista anche dalla parte del Valdagno il numero 3 Busato. Gli ha lasciato il posto il numero 12 Refosco, ed è proprio Busato che si occupa della ripartenza per il Valdagno. 2 falli a 1 per il Montebello. Intanto il passaggio filtrante proprio da parte di Busato a cercare Vallortigara, non intercetta, recupera comunque il possesso della pallina, torna indietro a servire Busato. Crosara, capiscono tutto i giocatori del Montebello, ma per una disattenzione lasciano ancora il possesso della pallina ai giocatori in casacca blu. Il passaggio in mezzo a cercare Vallortigara, in mezzo a 3, riesce comunque a finire l'azione, non trova comunque lo specchio della porta, e adesso è il Montebello che riparte. Cinquini riceve la pallina, serve Tudela che affonda sulla fascia sinistra, torna indietro a cercare Castelli, quindi Rossi largo, non si capisce con Tudela, intercetta il Valdagno, e adesso il tiro che è deviato, spiazza completamente Nardi. Fortunatamente la pallina finisce sulla parte esterna della porta, e il Montebello recupera con Cinquini, quindi Rossi, tiro potentissimo dalla metà campo, non trova lo specchio della porta, sul rimbalzo recupera Tudela, serve Cinquini, ancora Rossi, ancora un tiro da parte di Rossi, questa volta in porta, e c'è la deviazione da parte di Checchetto. Recupera ancora il Montebello, prova un alza e schiaccia da parte di Castelli, ferma tutto il signor Piegato, e adesso è il Valdagno con un tiro fuori misura recuperato da Cinquini. A servire Rossi sulla fascia destra, Rossi gira dietro porta, si guarda attorno, prova in mezzo e trova Tudela, fuori misura il suo tiro, non impensierisce il portiere. Adesso il passaggio filtrante per Vallortigara, recupera ancora il Montebello con Tudela, tiro un fendente potentissimo sulla ribattuta, ancora Tudela, quindi Cinquini, su di lui Crosara, prova a fare tutto da solo, riesce in qualche modo a tenere la pallina, a servire Castelli. Castelli si guarda attorno, si ferma dietro porta, copertura dei pali da parte dei giocatori del Valdagno, costretto a tornare indietro. Rossi si propone Cinquini, tiro, riesce a raggiungere la porta, Rossi ancora potentissimo, adesso la pallina si alza, e la ripartenza è per il Valdagno con un passaggio velocissimo, si accelera un po' il ritmo di gioco in questa ultima fase di questo primo tempo della nona giornata di Coppa Italia Serie A2 Girone A, e il Valdagno che in questo momento tiene il possesso della pallina dietro porta. Si chiude la difesa del Montebello, e il tiro preso in 2 battute da parte di Nardi, un'ottima parata che stava per rivelarsi insidiosa. E adesso è Cinquini che tiene il possesso della pallina, intanto hanno recuperato i giocatori del Valdagno, la pallina torna indietro e viene lanciata da parte di Rossi, che sul rimbalzo finisce sulla stecca di Tudela per Cinquini, che sul palo tutto solo insacca il secondo gol per il Montebello 2 Valdagno 1. Quando mancano poco più di 4 minuti alla fine di questo primo tempo, rivediamo il tiro da parte di Rossi che rimbalza malamente, non riesce a essere presa dai giocatori del Valdagno,
finta il tiro, il passaggio per il numero 19 Cinquini, lasciato tutto solo sull'angolo sinistro della porta difesa da Checchetto, che insacca il secondo gol per il Montebello. Quindi Montebello 2, vantaggio 1. E adesso galvanizzati i ragazzi di Mister Oviedo tengono il possesso della pallina. Cinquini prova a fare tutto solo, questa volta viene in qualche modo intercettato da Cocco, che serve Busato. Provano a recuperare i giocatori del Valdagno, questa volta è proprio Crosara che sbaglia il passaggio, la pallina si innalza e si riparte con il gioco da parte del Montebello. Intanto un altro time out da parte del Mister Rigo, mentre il Montebello aveva appena effettuato 2 cambi. Era uscito con il numero 40, con il numero 58, scusate, Tudela, che ha lasciato il posto a Del Sale, e Castelli ha lasciato il posto a Iselle. Dall'altra parte invece è uscito con il numero 8 di qui Giovanni ed è entrato con il ritornato in pista con il numero 7 Cocco. E adesso un minuto di pausa e si ripartirà tra qualche secondo con la pallina sulla stecca dei giocatori del Montebello, che hanno ribaltato il risultato al quarto minuto dalla fine del primo tempo. Ecco il secondo suono della sirena, si rimettono in posizione i giocatori, si riparte dalla metà campo del Valdagno con la pallina sulla stecca Del Sale. Del Sale, quindi Iselle affonda Busato, Iselle riesce in qualche modo a lanciare dall'altra parte, provare a servire Del Sale che commette fallo ai danni di Cocco, che batte velocemente. Lo scambio è tra Cocco e Crosara, adesso è Busato, ancora Crosara, quindi Busato prova ad affondare, scivola di qui Giovanni, scusate, Cinquini. Si riparte con la pallina battuta da parte di Rossi, non si capiscono i giocatori del Montebello e provano in qualche modo a ribattere la pallina. Finisce comunque a favore del Valdagno, che a centrocampo cercano di ricostruire, non ci sono molti spazi per loro. Busato che prova ad affondare, riesce a sorpassare Iselle e sulla ribattuta di Cocco, ancora lui, torna indietro. Ancora il Valdagno sta in qualche modo impegnando il nostro estremo difensore Nardi, e adesso è Busato che riesce a chiudere il passaggio in mezzo per Vallortigara, non conclude e la pallina viene recuperata dal numero 44 Rossi. Il passaggio a servire Iselle non riesce a controllare e si riparte con il centrocampo, il giro da parte dei giocatori in casacca blu. Lento l'affondo da parte di Crosara, capisce tutto Cinquini che devia indietro, finisce comunque il rimbalzo sulla stecca del Valdagno. Non ci sono molti spazi, la difesa del Montebello sta chiudendo gli spazi
e adesso mancano veramente pochi secondi al tiro, ci prova Busato, non trova lo specchio della porta. Intanto si avverte il fischio il suono dei 45 secondi, la pallina tuttavia era già passata sulla stecca dei giocatori del Montebello, passaggio non intercettato da Iselle, raggiunge comunque Rossi. Intanto in pista con il numero 12 è appena entrato Gonzato, gli ha lasciato il posto Cinquini, è proprio Gonzato che tiene il possesso della pallina in questo momento a servire Rossi. Rossi si guarda attorno, prova in mezzo, un tiro che raggiunge il portiere ma non lo impensierisce. Ancora Gonzato che attacca il numero 9 Vallo Ortigara e commette il quarto fallo di questo match. Sulla pallina è proprio Vallo Ortigara che serve Crosara, quindi Busato prova l'affondo su di lui, Del Sale non riesce a negargli il tiro ma ben piazzato Nardi, adesso è Gonzato che serve Rossi, si guarda attorno, indietro per Del Sale, quindi Iselle, ancora Rossi, 6 secondi da giocare in questo primo tempo. Iselle prova un affondo, finisce per concedere la pallina ai giocatori del Valdagno, il tiro da parte di Crosara sul fischio del signor Pigato e noi vi lasciamo per circa 10 minuti in questa frazione di primo tempo sul secondo tempo di questa nona giornata di Coppa Italia che vede davanti il Montebello qui al Palazzetto di Montebello vincere per 2-1. Ci troviamo tra 10 minuti.
Eccoci, tutto pronto per il secondo tempo. Altri 25 minuti qui al palazzetto dello sport di Montebello, Montebello Valdagno, con il parziale di 2-1 in questa nona giornata, penultima giornata di Coppa Italia di Serie A2. Riparte il Montebello con Del Sale che si incarica del battuta di centrocampo, a servire Rossi che tira dalla lunga distanza e la pallina viene respinta dal neo entrato, il numero 25, il portiere del Valdagno, Cunegatti Giovanni. Riparte il Valdagno. Scambio tra Busato e Cocco. Quindi Vallo Ortigara prova a farsi strada ma torna indietro per Refosco. Cocco fa segno che potrebbe esserci qualcosa in pista. Vallo Ortigara. Cocco serve in mezzo Busato che non trova lo specchio della porta. Erano quasi trascorsi 45 secondi e adesso il Montebello con Del Sale. Rossi fa rimbalzare la pallina sulla sponda, serve in diagonale, Bolla, quindi Tudela, dietro porta, alza e schiaccia, non trova lo specchio della porta. Riparte il Valdagno con Cocco, su di lui Bolla, pressing altissimo da parte dei giocatori del Montebello, riesce a sfilargli la pallina e commette fallo secondo il signor Pigato. Resta a terra Cocco, viene richiesto l'intervento da parte dei sanitari, speriamo nulla di grave. Tanto dicevo, ricordiamo il risultato: 2-1, il vantaggio nel primo tempo da parte del Valdagno. Al minuto 11:43 il gol segnato dal numero 11 Crosara, raggiunto poi il pareggio da Tudela a 7:51 per poi raggiungere il vantaggio da parte di Cinquini, trovatosi il passaggio da solo sull'angolo sinistro della porta del Valdagno. A 4:09 il vantaggio appunto del Montebello. Si riparte, intanto è stato sostituito Cocco, sembra nulla di grave, e è entrato in pista e intanto con il numero 58 Tudela si fa strada e trova l'angolo sulto il 7 nella porta difesa da Cunegatti, trova il terzo gol. Riguardiamo la ripartenza: Tudela si fa spazio su di lui, due giocatori, prova tiro, non trova l'unico spazio libero lasciato da Cunegatti e insacca il terzo gol del match quando sono trascorsi poco meno di 3 minuti. Adesso è il Valdagno che prova in qualche modo a riscattarsi, cercando di affondare, esce da dietro porta Vallo Ortigara, non trova la pallina, respinta dall'ottimo Nardi. Adesso è Rossi davanti a lui, Refosco che prova ad infilarsi, ma è Del Sale questa volta che gli nega l'azione. Ancora Bolla in mezzo, gira dietro porta, prova a servire Tudela, non ci riesce. Adesso sono 3 i giocatori del Valdagno, il passaggio alla volta di Vallo Ortigara che si trova tu per tu con Nardi gli nega il gol. La pallina riparte, la pallina ritorna sulla stecca dei giocatori in casacca biancorossa. Bolla, Tudela, Rossi, si allargano un po' le maglie della difesa del Valdagno, si aumentano gli spazi e adesso è
Del Sale che prova a servire in mezzo, bolla, non si capiscono i due, recupera il Valdagno, riparte adesso il Valdagno che prova in mezzo il tiro ben piazzato da parte di Refosco, ma si trova anche il Nardi ben piazzato, respinge. La pallina ancora sulla stecca dei giocatori in casacca blu, questa volta è Refosco che si gira, non potentissimo il tiro, ancora ben piazzato Nardi, la pallina torna indietro, recuperano i giocatori in casacca blu, va all'Ortigara, si alza un po' il ritmo e adesso è il numero 11 Crosara, ancora lui, questa volta nella ripartenza viene lasciato da solo e insacca Nardi. Riguardiamo il replay, appunto bolla, segue Crosara che si trova in realtà tutto solo di fronte a Nardi e insacca sul 7, accorcia le distanze, 3-2, 20 e 47 da giocare. Riparte il Montebello con questo fendente da parte di Tudela, deviato da Refosco. Ancora Tudela e questa volta un gancio e un tiro sul lato sinistro, la porta difesa da Cunegatti per il 4-2. 20 e 35, poco meno di 5 minuti e Tudela allunga nuovamente le distanze per il Montebello quando viene chiesto il primo time out di questo secondo tempo da parte del signor Pigato. Intanto avete avuto modo di rivedere il replay. Consiglio da parte dei mister per questo minuto di time out. Si riparte appunto tra un minuto con il risultato parziale di 4-2 per il Montebello. 5 invece sono i falli in questo momento commessi dal Montebello, 1 il fallo commesso dai giocatori del Valdagno. Ricordiamo che questa è la penultima giornata di Coppa Italia del girone A di Serie A2. La classifica in questo momento vede al primo posto il Correggio e il Trissino a parità di punti, 18 punti. Il Trissino ha concluso il ciclo di partite, mentre il Correggio dovrà ancora giocare un'ulteriore partita. Il Valdagno si trova a 9 punti, mentre il Correggio ha 4 punti e chiude la classifica il Seregno con 1 punto. Si riparte. Parte velocemente il Valdagno, capisce tutto Tudela, serve Rossi, tiro potentissimo, respinto questa volta dall'ottimo Cunegatti che serve il proprio compagno di squadra, Crosara, l'autore dei 2 gol per il Valdagno. Proprio Crosara che si gira, riesce a servire in mezzo Refosco, tiro in porta, non trova rimane a terra il numero 12 Refosco in uno scontro con il portiere. Non era assolutamente fallo, non è stato giudicato. Scusate, mi suggeriscono che in realtà lo scontro non è stato con il portiere ma con Del Sale. Non era ovviamente assolutamente fallo. E l'arbitro ha fermato tutto proprio perché era rimasto a terra, verosimilmente si era in qualche modo cercato il contrasto e c'era un po' rimasto. E adesso è il Valdagno che prova ad offendere la metà campo del Montebello. La ripartenza a parte di Del Sale
si guarda attorno, rientrano a coprire i ruoli i giocatori del Valdagno. Intanto è rientrato in pista con il numero 19 Cinquini ed è uscito Tudela, l'autore degli ultimi 2 gol del Montebello. È proprio Cinquini, un raddoppio in marcatura su di lui. Alla meglio di qui Giovanni che serve Crosara. Il passaggio sbagliato, adesso sono 2 giocatori del Montebello, non riesce a approfittarne Bolla. Serve Del Sale, 2 su di lui. Del Sale si guarda attorno, in mezzo a servire Cinquini. Raddoppia marcatura su di lui. E Busato che ha la meglio, gira dall'altra parte della pista a servire Cocco. Crosara riesce a servire Busato che tira ma non trova lo specchio della porta. Di qui Giovanni. E adesso il numero 3 che finisce sul portiere. La pallina è alta e il signor Pigato decreta la ripartenza della pallina a favore del Montebello, mentre mister Oviedo effettua un ulteriore cambio, entra in pista Iselle con il numero 77, esce con il numero 44 Rossi. E ancora un ulteriore fallo commesso da parte dei giocatori del Montebello, doppio fallo assegnato dal signor Pigato, che porta il Montebello a 8 falli a 1. E adesso bisogna fare attenzione, bisogna giocare in maniera coordinata. E intanto la prima ammonizione della partita è stato ammonito con il numero 45 Del Sale per proteste. Si riparte con una pallina a 2, dicevo 8 i falli commessi fino ad ora dal Montebello, quindi bisogna fare attenzione, bisogna cercare di limitare il più possibile per evitare di subire il 10° fallo e quindi la punizione di prima. Sulla pallina Bolla che riesce a servire Iselle, su di lui Cocco che questa volta commette fallo, il secondo fallo per il Valdagno. Chiede spazio, chiede distanza Bolla, quindi Iselle. Di qui Giovanni su di lui, raddoppio di marcatura, Iselle riesce a servire Del Sale, ancora per il passaggio verso Iselle che rimbalza sul pattino, prova a fare tutto da solo il numero 7 Cocco, perde il controllo della pallina, riesce a recuperarla e a passare a Busato, 2 su di lui, torna indietro Cocco, prova a servire in mezzo Busato che intanto si era liberato, Iselle tutto solo, serve Bolla, non riesce a trovare il guizzo per chiudere il triangolo verso la porta. Adesso sono 3 i giocatori del Valdagno, il Lazio schiaccia da parte di qui Giovanni, la pallina ritorna sulla stecca ai giocatori di casa. Del Sale scambia con Bolla, quindi Iselle, ancora Del Sale, sulla fascia a servire Cinquini, intanto torna in pista Tudela e esce Bolla. È proprio Tudela che serve Del Sale sul passaggio verso Tudela che rimbalza malamente, ma sono riusciti a tenere il possesso della pallina. Adesso il Valdagno che su un contropiede prova un tiro fuori misura, il numero 7 Cocco recupera Iselle,
Prova a servire indietro Cinquini, ma capisce tutto Cocco. Adesso sono 3 i giocatori del Valdagno, recuperano velocemente i ragazzi di Mister Oviedo. Il passaggio per Di Qui Giovanni che esce da dietro porta, tutto solo, nulla può fare Nardi su questo passaggio. Rivediamo, guardate il giocatore che si apposta dietro la porta, assolutamente lasciato da solo dal verosimilmente del Sale, il più vicino, e accorcia le distanze il Valdagno a 15:39 ancora da giocare, ha segnato con il numero 8 Di Qui Giovanni Luca. Riparte il Valdagno, si chiude la difesa del Montebello. Porta pallina con il numero 7 Cocco. Dietro porta per Di Qui Giovanni, Crosara, Di Qui Giovanni. Indietro a servire Busato. In mezzo braccato da Tudela. Quindi Crosara. Indietro molto movimento a palla ferma, a palla lontana dal gioco da parte dei giocatori del Valdagno, attentissimi in questo momento i giocatori del Montebello. Peccato una distrazione da parte dei giocatori del Montebello nell'occasione del terzo gol del Valdagno, e adesso la pallina è alta, si riparte con Iselle, quindi Cinquini. Intanto Rossi, Tudela, ancora Rossi, a servire Iselle, rimbalzo non felicissimo sulla sponda, recupera Crosara, serve Di Qui Giovanni, che aveva perso il possesso della pallina. Sulla pallina c'era entrato Rossi, guardate, vedete come ha perso il possesso della pallina e è andato sulla pallina. Tuttavia il signor Pigato ha assegnato il fallo di squadra al Montebello. Ripeto, avete visto dalla replay che il numero 8 del Valdagno aveva perso il possesso della pallina. Tuttavia nello scontro sembra si è fatto un po' male. Adesso vediamo, i sanitari sono stati chiamati. (14:20) ancora da giocare, 4-3 il risultato di questo parziale per il Montebello. Intanto gli applausi per Di Qui Giovanni, che lascia il rettangolo di gioco. Al suo posto entra in pista con il numero 12, meglio ritorna in pista con il numero 12 Refosco, come dicevo ex giocatore del Montebello, ha militato nel Montebello per 3 stagioni e adesso indossa la casacca del Valdagno. Si riparte appunto con la pallina servita proprio a Refosco da parte di Busato. Refosco, Busato, Refosco, Crosara. Crosara prova a servire in mezzo, Cocco non intercetta. Adesso la pallina, ancora un rimbalzo, brutto rimbalzo sulla sponda, e chiude, questa volta è proprio Nardi che chiude per la seconda volta il
passaggio in centro a chiudere il triangolo del Valdagno. Isel devia la pallina della chiusura verso il triangolo da parte di Crosara e adesso finisce dalla parte del Valdagno. Recupera Tudela che prova un alza e schiaccia, non riesce a chiuderlo. In mezzo è proprio Busato che si infila, riesce a trovare il meglio in mezzo tra i due, ma non riesce a concludere. E adesso è un batti e ribatti da parte di entrambe le formazioni. Provano i giocatori del Valdagno a ricomporre le fila e a riguardare il gioco. Si ricuce lo spazio. Crosara, su di lui Rossi, torna indietro verso Busato, quindi Cocco. Crosara in mezzo per Refosco, non riesce a girarsi e recupera Cinquini, su di lui proprio Refosco. Cinquini a provare a servire il neoentrato Bolla, gli ha lasciato il posto Iselle e il Montebello prova a ricostruire un tiro dalla metà campo da parte di Rossi, intercettato dal difensore del Valdagno. Ancora il Valdagno prova a farsi pericoloso con Busara, tiro sull'angolo, è comunque ben coperto, non si capiscono il Rossi con Bolla, alla meglio il Valdagno. Adesso un tiro deviato da Bolla che finisce sulla rete esterna della porta difesa da Nardi. E intanto il time out, questa volta chiamato da mister Rigo, quando sono 9 i falli in questo momento commessi da parte del Montebello verso 2 commessi dal Valdagno. E il time out ne approfitta mister Rigo per effettuare un ulteriore cambio. Esce Busato e prende il possesso del rettangolo di gioco Bou. Come dicevo, il nono turno si è chiuso per il Trissino ieri con il risultato di 1-0 contro il Seregno, e la 10ª giornata vedrà il 23 il Valdagno in casa ospiterà il Seregno e il Correggio ospiterà i nostri giocatori del Montebello per la chiusura di questo girone di Coppa Italia di Serie A2. Finito il time out, posiziona la pallina sull'angolo destro e la porta difesa da Nardi il signor Pigato, tutto pronto per la ripartenza. È proprio il Valdagno che si occupa della ripartenza. Ecco, Sara che serve indietro Cocco, ancora Crosara, quindi Refosco si addentra e tira un fendente che non trova lo specchio della porta. Recupera il Montebello con Bolla, quindi Cinquini incrocia a cercare Rossi, lo trova, indietro ancora per Cinquini prova a immettersi in mezzo, prova a fare tutto da solo e sul controllo Cocco tira sulla stecca, la pallina si impenna e si riparte con il Montebello. Sulla pallina con il numero 7 il capitano Bolla, chiede la distanza, serve Rossi, tiro, trova i parastinchi di Cocco che controlla, servito Bau, quindi Cocco in diagonale per Refosco. Sulla ribattuta è proprio Bolla che
trova il tiro ben piazzato Cunegatti, recupero e riparte il Valdagno, recupera anche Bolla. E adesso sono tornati in 4 in difesa i giocatori del Montebello, sono un po' chiusi nella metà campo, mentre il Valdagno sta continuando e provando un po' l'assalto per cercare di ricucire il margine. 4-3, tutto ancora da giocare in questo secondo tempo di Coppa Italia. Il passaggio in mezzo a servire Refosco, ben bello l'istinto di Nardi, la pallina per Bahu, quindi Crosara, e questa volta è proprio lui che commette il fallo, il terzo fallo per il Valdagno. Si occupa della ripartenza Tudela, che cede la pallina a Rossi. Rossi quindi per Tudela. Tudela si guarda attorno, affonda, incrocia per Cinquini. Cinquini prova a servire indietro, ci riesce. Si alza la pressione dei giocatori del Valdagno. Lunga per Tudela. Quindi ancora Rossi. Largo il passaggio per Bolla. Tudela. Giro dietro porta. Chiusura su di lui da parte di Crosara. Si fa vedere, cerca il passaggio con il numero 19. Il tiro potentissimo. Prova la deviazione Cinquini quando mancavano 4 secondi al possesso di pallina. Riescono a recuperare altri 45 secondi. E adesso è Rossi che serve Tudela, che esce da dietro porta. Indietro per Bolla. 9-6. Bolla, il tiro, un rimbalzo ed una deviazione che non trova lo specchio della porta di poco. Si innalza dietro le spalle di Cunegatti. Baù. Il Valdagno recupera il centrocampo. Refosco. Baù. Cocco. Crosara. Tiro fuori misura. Si riparte con la pallina per il Montebello. Intanto è uscito Cinquini ed è entrato Del Sale, che si impossessa proprio adesso della pallina. Scambia con Bolla, quindi passaggio veloce con Rossi. Ancora Bolla che serve, prova a servire Tudela. Capiscono tutti i difensori del Valdagno e recuperano questa importante pallina per loro. E Crosara che si fa avanti, non riesce a trovare uno spazio, serve indietro il numero 12 Refosco. Quindi Cocco da dietro porta Baù. Refosco, Crosara in mezzo, tiro, non trova lo specchio della porta. Prova ad allontanare Nardi, ma favorisce ancora il Valdagno. Questa volta è Boll che intercetta una pallina al volo. Il passaggio per Del Sale. Intanto esce Tudela e rientra in pista per le file del Montebello Cinquini. Il tiro da parte di Bolla, ben piazzato Cunegatti. Rossi, Cinquini controlla in qualche modo in due tempi. Cinquini prova l'affondo ma non trova nessuno dei suoi compagni. E la pallina nella secca di Crosara, che serve Cocco. Il passaggio deviato. E Rossi che in qualche modo respinge, non trova nessuno dei propri compagni e favorisce la ripartenza del Valdagno con Crosara. Crosara, il passaggio in mezzo per Baù, il tiro leggermente fuori misura, sembrava un preoccupante. Ancora un cambio nelle file del Montebello da parte di Mister Oviedo. Entra in pista con il numero 7, esce scusate, con il numero 7 Bolla, ed entra in pista con il numero 96 Castelli.
6:36 ancora da giocare, 4 il parziale, a 3 per il Montebello. Ricordiamo il vantaggio del Valdagno nel primo tempo, pareggiato e raggiunto sul 2-1 e superato sul 2-1 il secondo tempo. La lunga di distanza da parte del Montebello sul 3-1 e poi il Valdagno ha accorciato le distanze per arrivare al totale di 4 reti a 3. E adesso il Valdagno prova a farsi pericoloso, non trova lo specchio della porta Cocco, tiene comunque ancora il possesso di pallina, e Crosara che finta il tiro di fronte a lui. Rossi recupera Refosco, il passaggio sul corpo del proprio compagno, del numero 9 Vallortigara, che è entrato al posto del numero 6 Bau. E adesso il passaggio, il numero 7 Cocco in ritardo, questa volta era Castelli, non riuscito ad approfittarne. E adesso è Cinquini che prova a fare tutto da solo, si gira, si guarda attorno, raddoppia marcatore su di lui, riesce a servire Rossi, ancora un raddoppio marcatore su di lui. Rossi prova a tenere il possesso della pallina, ma è Refosco che respinge. Adesso riparte la brigata del Valdagno, il triangolo che si chiude ma nega il gol Nardi, e sulla ribattuta la pallina finisce alta. Si incarica la battuta da Vallortigara. Crosara, quindi Refosco. Cocco prova il triangolo con Vallortigara, non si capiscono i due, e adesso è il Montebello che sulla ripartenza non riesce a chiudere il passaggio. Il tiro potentissimo da parte di Refosco, respinge Nardi. Cinquini sale velocissimo sulla fascia sinistra, in due giocatori su di lui, prova a fare tutto da solo, si oppone Cunegatti, riparte il Valdagno. Adesso è concitata questa frazione di gioco con batti e ribatti e il rischio di contropiedi. Recupera il Montebello, il passaggio, il tiro lunghissimo a cercare Rossi, lo trova. Rossi prova a girarsi, due su di lui, preferisce servire indietro Del Sale, quindi Cinquini, ancora Del Sale. Rossi si fa vedere, torna indietro. Cinquini, il passaggio in mezzo ancora per Del Sale, finta il passaggio, è proprio Del Sale che si infila in mezzo e cerca di infilarsi tra le maglie della difesa del Valdagno. Si oppone ancora Cunegatti, riparte il Valdagno. Crosara in possesso della pallina, il tiro girato velocissimo da parte di Cocco, non trova lo specchio della porta, ed è ancora il Valdagno, mister Rigo, che chiede un ulteriore time out e ne approfitta per un cambio. Entra in pista con il numero 3 Busato ed esce con il numero 12 Refosco. Mentre dall'altra parte riprende il possesso del campo il numero 58 Tudela, esce il numero 19 Cinquini. 3:51 sul tabellone ancora da giocare, 4-3 il risultato, come potete vedere nel vostro teleschermo. Tutto pronto per ricominciare dopo il time out, secondo suono. Si attardano un po' i giocatori del Valdagno, ma rieccoli, si riparte con dall'angolo sinistro della porta difesa da Nardi,
lato Montebello, si incarica della battuta. Ricordiamo la pallina è finita fuori dalla pista, alta sulla testa di Nardi. Il passaggio a cercare Tudela in due tempi riesce a controllare, torna indietro ancora a cercare Rossi, allarga per Del Sale si guarda attorno e cerca indietro la complicità ancora di Rossi, e intanto si fa vedere sull'angolo destro il numero 96 Castelli. Tudela prova ad affondare ma riceve una steccata probabilmente sulla mano, e adesso è il Valdagno che prova a farsi pericoloso. Nardi si oppone, Tudela tutto solo, alza la pallina fuori sopra la testa di Cunegatti e non ne approfittano. Noi eravamo in due davanti alla porta del Valdagno, un'occasione sprecata da parte dei giocatori del Montebello per cercare di allungare a 2,55 dalla fine di questa partita. Scivolano in due Tudela e Busato. La pallina è stata toccata da Tudela con il corpo per terra. Si riparte con il Valdagno e Cocco che tira da lontano, non trova lo specchio della porta, poco fuori misura, e riparte ancora il Valdagno. Adesso si fanno pericolosi i ragazzi in casacca blu. Passaggio in centro tra Busato, il tiro sul corpo di Rossi da parte di Cocco. Ancora Cocco, tiro potentissimo, questa volta è sempre Rossi che respinge, questa volta non con il corpo ma con il pattino. Capisce tutto Del Sale, recupera la pallina, 2 minuti ancora da giocare. Del Sale a servire Castelli si guarda indietro ancora per Rossi ritorna su Castelli, il passaggio non è stato felicissimo, adesso prova a intercettare Castelli, va all'Ortigara, Cocco, Busato, 1,35 sul tabellone, va all'Ortigara, Del Sale gli sfila la pallina in maniera del tutto pulita, tutto solo davanti alla porta, prova ad infilarsi, la pallina finisce sotto il braccio di Cunegatti ma viene deviata fuori. Adesso è il Valdagno che prova una ribattuta, una ripresa, capisce tutto Tudela, riesce a essere servito ancora da Del Sale. Minuti preziosi, al cardiopalma quest'ultimo minuto da parte del Montebello. Adesso il Valdagno, sono in due giocatori del Valdagno, il tiro potentissimo da parte di Busato, deviato da Nardi, è il Montebello che si rimpossessa della pallina, della sfera di gioco. Il tiro potentissimo, il passaggio potentissimo da parte di Rossi a servire Castelli, quindi incrocia per Del Sale, tiro fortissimo, il tiro respinto ancora da Cunegatti, non trattenuto ma respinto. 35 secondi ancora da giocare e adesso è Crosara. Intanto mister Rigo mette in campo 5 giocatori, tira fuori l'estremo difensore, 5 giocatori del Valdagno per tentare l'impossibile, il pareggio, e adesso il tiro da parte di Refosco, deviato in maniera minacciosa, non trova lo specchio della porta, il passaggio lunghissimo, e adesso è Rossi che prova a impensierire la difesa avversaria. Il Valdagno respinge ancora Tudela, tiro altissimo, arriva il fischio della fine di questa nona giornata di Coppa Italia. Bravissimi i ragazzi da entrambe le formazioni, meritata la partita da parte del Montebello, una estrema potenza da parte del Valdagno. Il risultato finale, ricordiamo, 4-3 per il Montebello. E noi vi ricordiamo che aspettiamo il fischio finale da parte del signor Pigato per i consueti saluti di questa partita che è iniziata in maniera
è iniziata un po' sotto gamba, ma è finita in maniera veramente quasi da cardiopalma. Noi vi lasciamo Noi vi lasciamo e vi ricordiamo che la prossima partita vedrà il Montebello impegnato in casa del Correggio giorno 23 novembre. Saluti a tutti da parte di Costantino, in regia Lorenzo e Leonardo alla camera. Grazie a tutti.